Hai messo il mi piace qua sotto, hai cliccato ai like su questo video di Republic League. Signori, la chiave Champions, io sono Andrea Rossi, via subito con le partite. Metti mi piace, fammi vedere che ti sei passato. Ladies and gentlemen, welcome to Republic League Champions Fiamme. Signori, ci siamo, subito le partite. Market di Enrico in piazza Mazzini, il mini market più figo in assoluto, dove c'è la gastronomia, la pizza da sport, la pizza al taglio. Lanciamo subito le partite di Republic League, rimanete con noi. Republic League, Andrea Rossi. Sì bambini, Republic League, sempre Andrea Rossi a commentare anche la Champions Piavi. Lions Pizza di Sanonà che perdono contro gli Edilart di Jesolo per 11-0. Via subito alle immagini del match. Come vi ho detto, io sono Andrea Rossi, Edilart con la casacca arancione, mentre gli avversari di Lions Pizza con la casacca verde. Via subito al match, vicini al gol gli Edilart, palla deviata dal difensore angolo. Poi al terzo minuto il gol, al primo minuto, di Giovanni Brunello, che riesce ad entrare tra le maglie difensive e di destro la mette dentro. Giovanni Brunello e Edilart che non sono sicuri del vantaggio. Stop fantastico, la girata non si coordina bene, palla altissima, mi pare fosse Giovanni Brunello. Ancora azione pericolosa, esce il portiere Bisca Michele. Ancora immagini del match con i Lions Pizza che subiscono questi colpi. Sembra più un incontro di pugilato in difesa, ma non sono falli cattivi, si vanno solo addosso. Bella parata intanto di Bisca Michele. Arriviamo al 17° minuto con il cowboy Alex Katai che si trova da solo a tu per tu proprio con Bisca e gliela mette dentro. È il cowboy Alex Katai che implora la calma ai suoi compagni che non sono ancora sicuri di vincere, ma ci pensa Riccardo Lorenzone sullo scadere del primo tempo. Tiro ad incrociare, spiazza quasi il portiere. Era passato appena un minuto dal gol del numero 7 Katai Alex. Entra in lista anche Riccardo Lorenzoni, risultato sul 3-0 per gli Edilart che rischiano ancora di andare in gol. Sono fortunatissimi Lions Pizza a non essere castigati. Ancora provano il numero con L1 e l'analogico riesce a trovare il tiro, la parata del portiere Bisca. Ancora Edilart contro i Lions Pizza che provano ad andare in gol. Tiro ad incrociare, messo male Bisca. Gol di Luca Trevisiol, gol, quello di Luca Trevisiol di destro. Portiere messo male, peccato per il 4-0 degli Edilart che da questo momento dilagheranno. Al 7° minuto del secondo tempo Alberto Milan, tiro centrale sotto la traversa, quasi imparabile perché bisogna avere coraggio a prendere un tiro del genere. Se gli arriva sul viso va in coma irreversibile. È il gol del 4-0. Intanto vediamo Piacer Matteo, anche lui stava giocando anche Matteo Piacer con gli Edilart, non l'abbiamo visto. Alex Katai intanto trova il gol, non si capisce dove sia passata, c'è un bug alle Republic Sport Village, parerebbe proprio di sì. Il gol di Alex Katai, la sua doppietta, il numero 7 all'8° minuto. Poi al 10° minuto anche il numero 4 Trevisiol Luca trova il gol. Superiorità numerica per gli Edilart che devono solo appoggiare in rete con questo tunnel dopo la respinta corta del portiere. Sfortunatissimi anche i Lions Pizza con Bisca Michele. Lions Pizza che sono contati, sono in 5, non hanno neanche la sostituzione. Normale che nello scadere della partita le cose vadano a peripatetiche. Non sapete cosa significa peripatetiche? Chiedetelo ad Alberto Milan che segna così di sinistro, oppure andate a vedere sul dizionario peripatetiche. Non è una cosa bella da dire a delle vostre amiche che quella persona è una peripatetica. Andiamo avanti con Marco Mazzuia, il giocatore, la new entry per gli Edilart che va in gol di destro. Marco Mazzuia, Mazzuia, il giocatore giapponese preferito da tutte le spettatrici di Republic League. Poi calcio di punizione è l'unico momento che hanno provato a portarsi avanti la Lions Pizza. Poi Alberto Milan la mette dentro con una tacchettata alla Suarez, non proprio la Suarez, però il tacco che c'era. Il gol di Alberto Milan col numero 3. Arriviamo verso lo scadere dove c'è ancora un altro gol. No, c'è la parata del portiere perché la palla non si riesce a capire dove passi, dove
non passi, questi professoroni di sinistra che chiamano il gol. Poi Alberto Milan chiude la partita così, con questa bomba che il portiere nemmeno vede. Risultato per gli Edilart di 11, mentre per il Lions Pizza 0. Finisce così la partita. Edilart che vincono la loro partita in questo Champions Piave contro il Lions Pizza di San Donà di Piave per 11-0. Metti mi piace, commenta la partita, condividi anche la Champions Piave. Torniamo tra pochissimo con un'altra partita della Champions Piave. Dal Bistro 31 a un passo da Piazza Mazzini a Jesolo Lido, tramezzini buonissimi, una cicchetteria allucinante, birre da tutto il mondo, una più buona dell'altra. Lanciamo subito le partite di Republic League. Saluti. No, ma non sei venuto fuori, ne tranquillo. No. Ancora Republic League, gli Alemar di Jesolo che vincono per 11-0 contro l'antica birreria Jezebel. Che bel nome, so. Quando avete letto Jezebel, che bel nome. Peccato che abbia perso 11-0. Partiamo subito con le immagini del match. Calcio d'inizio da rifare completamente perché non si capisce cosa si fosse sbagliato. Via le immagini del match. Alemar con la casacca blu, mentre l'antica birreria Jezebel con la casacca gialla. Subito la parata del portiere Rubino Matteo, che è un gioiello. Peccato però che Carlo Tonicello gliela mette dentro il numero. La Veronica è tutto da solo dall'altra parte. E Carlo Tonicello per l'1-0 degli Alemar contro l'antica birreria Jezebel. Lo so, Jezebel, che bel nome che hanno scelto, che bel nome per la squadra. Poi ancora Alemar, Jonathan Nesto stavolta che si sposta l'H dopo il triangolo chiuso. Jonathan, dove sta l'H sul tuo nome? Dove devo metterla l'H? Non riesco a capire dove devo mettere l'H. Jonathan Nesto per il 2-0 al 9 minuto del primo tempo. Al 17esimo minuto arriva anche il terzo gol dopo questa parata di Rubino Matteo che ci mette una pezza e la mette in calcio d'angolo. Niente da fare però al 17esimo minuto il gol di Carlo Tonicello per la sua doppietta, tutto da solo, sempre sul secondo palo. Non sai dove andare, vai sul secondo palo, bloccati, aspetta la palla e buttala dentro. Signori, questo è il futsal, questo è il calcio 5. Andiamo a vedere le immagini del secondo tempo con gli Alemar scatenati che segneranno 7 gol. Iniziamo con Riccardo Reale, un gol da re sotto le gambe del portiere Riccardo Reale per il 4-0 degli Alemar contro l'antica birreria Jezebel dopo appena 3 minuti al 12esimo minuto del secondo tempo. Già intanto questo tentativo di accoppiamento che non riesce ad andare a buon fine perché tra uomini non si possono avere bambini. Ve lo posso assicurare, Carlo Tonicello, ancora lui si fa fuori il portiere sulla destra prima che cada, che riesca a chiudergli lo spazio, riesce a fare gol e intanto si fa le spighette per farne ancora altri 5. È Carlo Tonicello, un altro gol per gli Alemar. Poi ancora Jonathan Nesto, adesso l'H è sempre rimasta là, l'H si fa vedere tutto solo, chiude il triangolo, scherza col portiere. Se c'ero io lo facevo volare fino sulla luna con un calcio volante sui denti. Jonathan Nesto, la sua doppietta. Andiamo avanti con i gol. Ancora no, ancora lui Jonathan Nesto che stavolta segna una tripletta, gol fotocopia quello di prima. Sembra che prendano in giro gli avversari, ma lui è Riccardo Reale, lui Jonathan Nesto che sposta l'H sul suo nome una volta di qua, una volta di là sulle liste, ed è un altro gol per gli Alemar che non si fermano più. I cavalli noti si conoscono troppo bene. Ancora uno scontro, non ci credono neanche i giocatori, si stanno scontrando in una maniera incredibile, hanno una forza di gravità tra di loro, vogliono unirsi. Poi c'è un bug perché Nicola Marcone riesce a far passare la palla tra il corpo e il palo, tra due forze fisiche riesce a passare la palla, non si capisce dove sia passata perché c'era materia. Poi ancora falli, scontri, scivolate, sembra un genocidio, sembra un incontro di wrestling. Ancora però Carlo Tonicello segna il suo poker, wow, stop, e poi di destro gliela mette dentro al portiere. Carlo Tonicello che non si accontenta, vuole segnare anche la manita e ci riesce. È il 10-0 finale degli Alemar. Andiamocelo a vedere subito. Ancora il gol del Riccio Tonicello che riceve palla dopo questo numero che non si capisce bene cosa faccia. Nesto non manda in gol la rete perché la prende lui, no scusatemi, era Reale. Nesto, Reale, Tonicello, alla fine Tonicello la mette dentro per il 10-0 e la mia estrema balbuzia. Vincono così gli Alemar. Rimanete con me, Andrea Rossi, per la prossima partita della Champions Piave, l'ultima partita che si è giocata presso il Republic Sport Villa.
pista 24 maggio di Jesolo Paese, ringraziamo il panificio Visentina e lanciamo subito le partite di Republic League 2020. Sì bambini, io sono Andrea Rossi, ancora Atletico mica tanto contro i capovolti Champions per questa partita vinta dagli Atletico mica tanto per 7-6. Che nome simpatico, starete dicendo, eppure sono atletici perché sono riusciti a vincere contro uno squadrone come i capovolti Champions. Via subito alle immagini più belle dei gol. Blagal, che non so chi sia, è il giocatore degli Atletico mica tanto, riesce ad andare in gol con la collaborazione di Manuel Bicho Bohem. Peccato per Manuel Bohem, che vede sempre mi piace, è il gol di Blagal, che non è il suo nome, però se mi scrivete le liste con le vostre firme io posso solo interpretare quello che scrivete. Poi Michael Berton per i capovolti riesce a segnare l'1-1 sempre al primo minuto del primo tempo. È appena passato un minuto, ci sono stati già 2 gol, è quello di Michael Berton che segna l'1-1. Poi al terzo minuto del primo tempo arriva il vantaggio degli Atletico mica tanto con Giorgio, non ha un cognome, si chiama Giorgio, sul secondo palo, portiere Manuel Bicho Bohem non riesce a uscire abbastanza bene, palla che si sacca in rete, la rete di Giorgio, non si sa il cognome, è Giorgio, è solo Giorgio, il gol del 2-1. Poi dopo appena un minuto Michael Berton non ci sta, boom, con questo tiro di incrociare, uno splim incredibile che va in gol, si sente fino a casa vostra lo spling e Michael Berton che tira addosso i pali e poi sacca in rete. Arriva il 3-2 degli Atletico mica tanto col giocatore ignoto, il corre da solo, tutti lo ha perso, nessuno lo ha visto, si fa fuori il portiere con un doppio passo e poi va il gol di destro dopo essersi fatto fuori Bohem. È il gol del 3-1 degli Atletico mica tanto al 9 minuto del primo tempo. È il giocatore ignoto ad aver segnato perché mi non riesce a interpretare quello che scrive. Poi Oncece, sì Oncece, Fioi si chiama Oncece, io non posso interpretare questi nomi, segna per gli Atletico mica tanto, gol di crociare, bello in superiorità numerica, difesa che non riesce a tornare, tiro di crociare e Oncece, sì Oncece riesce a segnare il 4-2 per gli Atletico mica tanto. Poi il 5-2 di Giorgio che non ha un cognome. Giorgio prima prende il palo, la collaborazione col palo, che poi riesce ad andare in gol. Si fanno affari prendendo il palo perché di solito riuscite anche a far gol solo se c'è Giorgio. Poi ancora il gol di giocatore ignoto che ha il numero 7. Se sei il numero 7 di questa squadra degli Atletico mica tanto, scrivici perché hai fatto un bel dribbling su questo regalo del difensore giocatore ignoto per il 6-2 degli Atletico mica tanto. Michael Berton prova a fare la tripletta, ci riesce contro gli Atletico mica tanto, capovolti Champions che tornano in partita. Sembrerebbe troppo tardi, lo è troppo tardi. L'altro gol aveva segnato Fabrizio Lopez dei capovolti Champions, era Fabrizio Lopez ad aver segnato il secondo gol. Poi Michael Berton segna la sua tripletta in collaborazione con Adi, deve essere proprio il suo nome, Adi, del portiere degli Atletico mica tanto. Michael Berton ringrazia della collaborazione di questo featuring e va a mettere in gol facile al 15° minuto, 17° minuto, capovolto con la partita di capovolti col pareggio 6-6 e Michael Berton tira di crociare di sinistro, dalla sinistra riesce a trovare il gol. Andiamo al secondo tempo con gli ultimi 2 gol del match. Primo tempo che si chiude su 6-6, Oncece segna il 7-5, no scusatemi, questo è il 7-5 in pallonetto morbido. Oncece è un nome scritto male ma il gol è di una bellezza inaudita. Poi il gol del 6-7 dei capovolti Champions lo segna ancora Michael Berton, che ha segnato un poker in questa partita, no scusatemi, ha segnato 5 gol in questa partita, una manita che purtroppo non è servita a nulla ai capovolti Champions perché perdono per 7-6 contro gli Atletico mica tanto. Ci prova anche Bohem verso lo scadere, 2 veroniche e la parata incredibile del portiere Adi che tiene il risultato sul 7-6. Questo tiro l'ha sbagliato, era porta sguardita con porta completamente vuota. Partita e finisce Atletico mica tanto che vincono per 7-6 contro i capovolti versione Champions. Ragazzi, mettete mi piace, commentate, condividete anche le partite di Champions Piave. Io sono Andrea Rossi, metti il mi piace alla pagina, seguici e facci crescere. Grazie mille di aver guardato Republic League insieme a me. Bar Lollipop di Piazza Aurora, brand sponsor delle Republic League 2020. Lanciamo subito le partite di Republic League.